Sono stati spesi 10 anni di studi ed analisi per giungere alla stesura di questa grammatica chioggiotta, realizzata dal nostro concittadino Renzo Cremona, e ora il volume, edito dalla casa editrice Il Leggio, sarà presentato alla città sabato prossimo 25 marzo alle ore 17 all'Auditorium San Nicolò, durante un incontro organizzato dalla Proloco Chioggia Sottomarina, dalla Regione Veneto e dalla città di Chioggia. Il dialetto chioggiotto, al pari di una lingua antica, è stato analizzato in modo rigoroso e scientifico. L'autore, esperto assoluto nella lingua chiogiotta, ha esaminato la lingua attuale e quella parlata un tempo, proponendo ora anche un sistema di trascrizione denominato ortografia clodiense unificata, OCU, un lavoro scientifico pensato per la cittadinanza di Chioggia per renderla più consapevole della ricchezza e della complessità di questo dialetto, espressione degna al pari di qualsiasi lingua. Secondo l'assessore alla cultura Zennaro, dalla lingua di un popolo si imparano usi e costumi e concepire una grammatica significa rendere quella lingua eterna. Soddisfatta anche la Proloco, che sottolinea l'importante passaggio che viene fatto da dialetto a lingua per l'idioma clodiense, grazie a quest'opera che ne amplia la comprensione.